Marco! Ehi Andre! Ma sei qua che mi aspetti? Ah sì, è Ma qua. quale onore! Grande! Ciao Marco, tutto ok? Sì, sì. Allora, è già arrivato il macchinario? Sì, è talmente silenzioso che non si sente. Allora andiamo in cucina perché so già che faremo delle cose spettacolari con te Marco, solo alta qualità con Marco. Guarda che ragazzi? roba, guarda che roba. Oh, Il nostro wow. DO. Allora Marco, siamo nel tuo regno. Eh sì. Siamo entrati nella cucina con Marco Culeddu, chef ovviamente dell'Osteria del Gua a Bagnolo di Lonigo. E vedo Marco, Sì. già lì pronto, te l'abbiamo inviato pochi giorni fa e l'hai già preparato sul tavolo di lavoro, giusto? Allora, Sì. sei curioso di provare l'estrattore ad ultrasuoni? Sì, curiosissimo. Non ho mai usata questa macchina. Bravissimo, quindi è una ricetta, Spettacolo. comunque è un prodotto nuovo che... Cosa hai pensato oggi di fare per i nostri amici che ci guardano da casa? Allora, io vorrei fare un'estrazione con queste teste di gambero che Ok. generalmente vengono buttate. Esatto. Per andare poi a condire una tartare sempre di gambero, quindi per dargli più sapore. Sì. Abbinarla a delle ostriche, a un olio al lemongrass con un pochino di alghe, del passion fruit, dei lamponi per la nota acidula e delle schie veneziane fritte. Ma Marco, scusami, ma siamo su una cucina gourmet qua, vero? Sì, proviamo ad essere proviamo, un pochino... sì, perché dovete venire intanto a trovare Marco e tutto il suo staff all'Osteria del Gua, perché ragazzi, questa cucina è davvero gourmet. E oggi Marco ce ne darà una prova utilizzando anche l'estrattore ad ultrasuoni a Brigi Luigi. Marco, ma una cosa importante. Sì. Le teste di gambero prima cosa hai fatto? Allora, per ottenere il migliore risultato noi siamo andati a togliere sia gli occhi Sì. che l'intestino, che chiaramente se vengono lasciati darà un amaro, Esatto, cioè un gusto perfetto. amaro, no? Quindi mi raccomando, se volete poi riproporlo, togliere via gli occhi e la parte Certo. dell'intestino. Quello è Marco, fondamentale. Io direi, proviamo a fare la ricetta, anzi, sono certo verrà benissimo, ma a casa seguiteci perché adesso andiamo a utilizzare il macchinario e a creare questa ricetta davvero gourmet. Quindi noi adesso iniziamo con la ricetta. Fermo bravo! Allora, chi ci nota da casa, Marco, vedrà che le altre volte c'era un premiscelatore. Avendo tolto la parte di miscelazione, abbiamo tolto via la parte sotto e quindi adesso possiamo chiudere direttamente e premere start. 15 minuti, il nostro macchinario ultrasuoni sta andando, adesso proseguiamo con la ricetta e qua la parola la lascio a te. Va bene, grazie. Cosa facciamo adesso? Allora, in 15 minuti sicuramente riusciamo a fare tutta la ricetta. Ok. Perché in realtà noi partiamo dal gambero, Sì, quindi andiamo poi a staccare le teste. molto bene. Il primo passaggio è questo, staccheremo le teste dal corpo. Ovviamente poi le stesse teste sono quelle che utilizzi una volta pulite per mettere poi Certo. nell'estrazione ad ultrasuoni. Quindi le teste non si buttano mai. Esatto. Chiaramente dopo si fa il lavoretto che dicevamo prima, Perfetto. quindi andare a togliere gli occhi. Ragazzi, anche lezione di cucina oggi Ecco qua con fatto. Marco, quindi ragazzi mi raccomando segnatevi bene questa puntata perché è davvero fantastica. Poi, Poi puliamo il carapace sì, perché vogliamo fare una tartare. una tartare, quindi mangiarlo crudo. Tolto Certo. via l'interiore, ecco che è pronto. Eccola Oh qua. ragazzi, un lavoro semplice apparentemente perché magari qualcuno a Semplicissimo. casa, però sono convinto che oggi ragazzi ne uscirà a parte un'opera d'arte perché Marco so, veramente ho visto i tuoi piatti e sei un grande artista con tutto il tuo staff ovviamente. E se è non una avessi cosa- quello non ce la Bravo, farei questa è una sicuramente. cosa veramente importante. Allora, qui io vado a fare un olio al lemongrass. Queste sono delle alghe, Alghe. sempre per dare quel sentore, visto marino, no? Esatto, parliamo di mare. Allora, queste noi le compriamo, sono sotto sale Sì. e quindi di conseguenza vanno dissalate in acqua naturale Benissimo. dalla bottiglia. Una ventina di minuti le mettiamo. Si scolano bene con lo Sì, chinois. si scolano, perfetto, e ce li abbiamo lì. Pronte. Poi Oh. io passerei alle schie. Alle schie, un prodotto insomma, del territorio, ragazzi. Questo è le proprio schie, valorizzare esatto. il territorio. Le passi dove? Le passo in questa farina di mais, quindi la maizena, Ok. perché Olio e mi si aiuta, olio e si frigge. Quindi abbiamo un mix morbido, il croccante, abbiamo i diversi sapori, i profumi, insomma ragazzi, Sì. un piatto estivo.
e di sì. alta qualità. Ti posso spiegare anche intanto, forse prima di friggere, Ma certo. queste ostriche. Allora, per completare. Le ostriche noi le cuociamo intere, non le apriamo, le cuociamo intere in forno a vapore per 3 minuti. Perfetto. Le apriamo e praticamente le lavoriamo come se fossero delle cozze. Fantastico. Praticamente, no? Quindi le ostriche si possono mangiare anche cotte, perché qualcuno pensa, invece Sì. sono buonissime, questo ve lo assicuro. Sono perché strepitose. Esatto, sono davvero di qualità. Allora io adesso vado a rifilarle appena, Molto quindi bene. vado a togliere. Quindi anche l'aspetto visivo ha bisogno della sua sì. parte. Andrea, scusa, ma mi riesci a spiegare un po' questa macchina? Perché è talmente silenziosa che non so nemmeno se sta andando. Bravo Marco, ottima domanda. Allora, partiamo da una cosa. Intanto Sì. lavora a freddo. Quindi hai visto, noi abbiamo aggiunto i nostri ingredienti e soprattutto lavora a freddo. Siamo a medio regime adesso, quindi Sì. più è pieno, ovviamente cerchiamo di lavorare a pieno regime, senti che il rumore è proprio minimo, non dà neanche un po' di fastidio in cucina. Seconda cosa, che per noi cuochi è fondamentale, è il lavaggio. Allora, acciaio alimentare, quindi questa è una cosa fondamentale, si svita, si svuota, si lava e si rimonta il tutto. Quindi, E non fa neanche odore. E non fa neanche odore. Quindi ragazzi, qua parliamo solamente non parliamo di un macchinario a caso, parliamo di alta qualità, perché il Brigi Luigi pensa anche proprio alle particolarità per i professionisti, non solo da casa. Questo è per i professionisti. E guarda che attenzioni che ha avuto. Sì o no, Marco? Sì, sì, è assurdo. Ragazzi, adesso andiamo avanti con la ricetta perché mancano precisamente 2 minuti. Prepariamo le ultime cose Sì. e poi siamo pronti per l'impiattamento in pratica. Sì, siamo pronti. Ragazzi, cosa ne dite? Preparatevi, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, le ostriche io le ho tagliate per avere dei quadrati che poi si andranno ad unire Benissimo. E con adesso quelli che faccio di gambero, no? Andrea, Vai. andiamo a filtrarlo? tempo è finito, filtriamolo. Guarda, Guarda che guardate roba. già, guarda che colore. Che meraviglia, già il profumo si sente, Marco. Perché adesso cosa facciamo in pratica con questo liquido che abbiamo ottenuto? Allora, qui noi adesso andiamo a fare un'emulsione per andare a condire la nostra Ovviamente tartare. la tartare, ok. Certo. Un'emulsione quindi vuol dire acqua e E un grasso. E un grasso. Che in questo caso è il nostro olio, no? Che abbiamo fatto a lemongrass. Ragazzi, che meraviglia. Allora, intanto guardate il colore, Marco, l'aspetto, quindi andiamo a dare anche un tocco poi alla nostra tartare. Sì. Che comunque richiama un po' proprio il gambero di per sé, Sì. a 360 gradi. Sicuramente è una ricetta che si può modificare, uno può mettere l'acqua calda piuttosto che ovviamente il carapace triturato. Noi la scelta di oggi era mettere il carapace intero, ma potrebbe essere tranquillamente fatto triturando il tutto, sbollentando prima, tostando, insomma, si può rivedere la ricetta in tante chiavi diverse per dare sapori nuovi e Sai diversi. Andrea che adesso in questo momento preciso mi è venuto in mente, sembra una roba finta, ma mi è venuto in mente che si potrebbe fare uno spaghetto cotto nell'estratto direttamente qui. Quindi se tu vuoi, io gli spaghetti ce li ho. Mentre impiattiamo questo facciamo lo spago. Ragazzi, faremo Con gli questa stessi Va ingredienti bene. di questo piatto, capito? Facciamo questa cosa Dai. faticosa, quindi intanto mentre impiattiamo, facciamo tutto, facciamoci Sì. uno spaghetto. Dai. Ragazzi, allora, prima di impiattare venite a trovare Marco all'Osteria del Gua, ovviamente Bagnolo di Lonigo, perché ne vale davvero la pena. Guardate, qua siamo nella parte esterna, dentro è ancora più bello perché si parla di romanticismo, di qualità, insomma, se dovete conquistare la vostra fidanzata, la moglie, ma non solo, anche in compagnia venite qua perché ne vale davvero la pena. Impiattiamo il tutto perché vedo Sì. tutto pronto. Sì. Allora, partiamo. Partiamo con il condire i nostri gamberi con l'emulsione Esatto, la ottenuta famosa- dall'estratto Che meraviglia. delle Quindi, teste. cucina circolare, l'estrazione ad ultrasuoni, abbiamo ottenuto il nostro liquido che è emulsionato con l'olio, Sì. ovviamente fatto con, cos'era l'olio? Era il lemongrass. Al lemongrass. Guardate poi che piattino meraviglioso, guardate come sta impiattando Marco. Ragazzi, c'è maestria davvero. E andiamo a completare poi con le famose ostriche, le schie e quel tocco d'acilitato da lamponi e fruit passion. Grande. Oh, Sì, ragazzi, perfetto. oggi ho studiato bene perché osservare Marco è un onore, davvero un grande onore. Allora, mettiamo anche le ostriche che abbiamo condito Esatto. con l'olio, il sale e la foglia di E ostrica. la foglia, quindi diamo quel sapore ovviamente di mare. Sì. Ecco qua. Mamma mia, ragazzi. Ma cosa ne pensi allora? Com'è andata questa giornata con l'estrattore ad ultrasuoni? Ma Marco? guarda che sono rimasto veramente stupito piacevolmente perché ha fatto il lavoro che io generalmente faccio in molto più tempo e in pochissimo tempo. Esatto, è stata una piacevole sorpresa, Sì, vero? sì. Ottimo. Aggiungo un pochino di fiocchi di sale
sul gambero. Perfetto. Poi vado ad aggiungere qualche alga. Ovviamente Sì. parliamo sempre di mare, quindi oggi Sì. questa ricetta di mare andiamo a raccontarla anche attraverso gli ingredienti. I lamponi che danno quel tocco di acidità e di freschezza. Sì. Beh, insomma, veramente, io insomma, non vedo l'ora di assaggiare. Non assaggerò però, Marco, non assaggerò, te sai perché ovviamente, perché sono allergico ai crostacei. Ah. Mannaggia, però da casa immagino già che stanno degustando tutto, perché fa solo voglia vedere. L'ultimo tocco dello chef, anzi il penultimo tocco Pochino dello di chef. passion fruit. Passion fruit e poi completiamo con le schie fritte. Sì. Insomma ragazzi, anche oggi veramente una sorpresa. Siamo partiti da pasticcerie e gelaterie e oggi siamo in una cucina di qualità, in una cucina gourmet, con lo chef Marco Culeddu, giusto? Grande. Che ovviamente porta con onore, insomma, le redini, sta portando avanti la cucina dell'osteria del Gua. E Sì, quindi, da insomma, un anno e mezzo. da un anno e siamo mezzo. qui. E dovete venire a trovarlo perché adesso, io scusa Marco, ma devo Vai, far vedere la tua tranquillo. opera d'arte, ragazzi. Questa è un'opera d'arte e se la abbiniamo all'estrattore ad ultrasogno e Brigi Luigi, Marco, anche oggi la giornata è una dimostrazione della qualità che con Black and White vogliamo portare in giro per il territorio del Veneto. Quindi Marco, io ti ringrazio davvero, ma adesso io mi siedo là e là, sto solo a nel guardarlo parco. perché non posso mangiarlo. Ma Vai vieni nel con me, parco, ci dai, mettiamo là andiamo. seduti insieme io e Andiamo te. nel parco, Andiamo a dai. sederci un po', vai, andiamo, Andiamo, mamma dai. mia che spettacolo, che meraviglia.